C'entro anch'io. Di nuovo al centro anch'io, speciale vini bresciani, bentrovati a tutti qui con noi, con il nostro Davide Lazzari che sa tutto di vini, tutto, ma tu te ne intendi solo di vini o ti intendi anche di altro? Cerco di esplorare il mondo del vino. Sì. Nessuno è onnisciente del mondo del vino. Ok, va bene. Mi piace bermelo, assaggiarmelo, Quindi esplorare. sull'altro non si dice nulla perché è tua moglie che ci segue. No, beh, assolutamente, solo vino, solo promesso cara, solo vino. Promesso cara, solo vino. Sì, tanto c'è mamma che ti ama, che ti prepara tutti sti Mi piatti. richiama a casa, in casa c'ho lo vino pronto. Ti richiama a casa, va bene. Con un bel calice di Lugana. Vabbè, ma zone VIP in Lugana, Abbiamo sempre parlato di rossi fino adesso, possiamo parlare della più importante denominazione per vini bianchi. Davvero? E questa è la più importante? La più importante, è la più grande denominazione per vini bianchi, nonché la più conosciuta. Per vini Quindi, bianchi. ad esempio, sappiamo tutti che è le sponde sud del lago di Garda, ma dove inizia e dove finisce la zona del Lugana DOC? Vogliamo essere precisi qua, dobbiamo essere precisi. Sì, vabbè. Ecco, e cerchiamo un po' di capire queste situazioni. Vabbè, vediamo un po', vediamo. Anche oggi in centro, caro Davide, in via Trieste, perché ho bisogno della preziosa e simpatica collaborazione della signora Angela. Angela, lei di Brescia, centro, paesi, zone limitrofe? Castagnato. Di Castagnato, si sta bene a Castagnato? Benissimo, ci sono nata, ci sono vissuta e È nata 25 anni fa e ancora sta lì. quasi 25 anni fa. Senta signora Angela, lei con i vini che fa? Li capisce, li consuma, beve con moderazione, in che occasioni? Bevo con moderazione quando esco a cena, a casa poco niente, amo il vino bianco e non amo per niente il vino rosso, però insomma dai, ci capisco poco ma qualcosa. Lei è ancora in età lavorativa, signora? Magari. Buon per lei. Allora, signora Angela, oggi parliamo del Lugana, quindi direi che non siamo proprio nella zona della Franciacorta, di Castagnato, e siamo da quell'altra parte. Allora, che area comprende a proposito il Lugana DOC secondo lei? Da Lonato a Peschiera, da Padenghe lungo tutta la costa del lago di Garda fino a Sirmione incluso, o è esclusivamente prodotto nel comune di Sirmione? No, secondo me è da Lonato fino a Peschiera. Brava Angela, vede che se ne intende, ne sa. Poi attenzione, quali vini si possono produrre come Lugana DOC? Solo bianchi fermi e spumanti, bianchi fermi e rosa? No, secondo me bianchi fermi, spumanti E basta, si ferma. Sì. Giusto, bene, vedi che senza aiutini ce l'ha fatta. Bene, guarda qua, inquadrasi anche il simpatico quadrupede. 8? 8. Il nome, ecco, non il numero delle zampe. 8. Perché accucciato potrebbero essere pure 8. Va bene, grazie. Grazie a voi, buona serata. Un'Angela per noi, se l'hai cavata Angela? Angela è stata bravissima, vabbè. una bianchista e si vede che se ne intende. Una bianchista? Una bianchista è una persona che beve solo vini bianchi. Pensavo una persona poco abbronzata, sai, di quelle che non prendono il sole, una Ci sono bianchista. i calicisti dell'osteria che sono quelli che bevono solo calici e ci sono i bianchisti che bevono solo bianchi, i rossisti solo rossi, gli spumantisti producono bollicine di solito. Vabbè, terminologia. Ma non la sapeva sta cosa. Ma quante se ne imparano con Davide Lazzari? E comunque ha indovinato, conosce la zona di produzione del Lugana che va da Lonato a Peschiera, e in Lugana, come Lugana DOC, si possono produrre solo vini bianchi che siano fermi o che siano bollicine. Quindi Angela bravissima. Conoscerà quelle zone. Sicuramente. Il vitigno base per la produzione di Lugana è Turbiana, che è il vitigno più storico della zona del Lugana, e come non abbinarlo a un bellissimo e buonissimo pesce della Garda, un bellissimo Coregone Alesso, su un bel Lugana giovane. Ci sta. Coregone Alesso. Però anche un arrostino magari, che dici? Sull'arrostino magari si può fare, ci sono delle versioni di Lugana leggermente più affinate, si chiama Lugana Superiore, e quindi sull'arrosto invece ci vedo bene un bel Lugana Superiore. Vedi alle volte. Una bella cena con una bella varietà di Lugana, iniziare con lo spumante, andando in avanti. Vabbè dai, offre lui, organizza che noi veniamo. Porto il vino, tu cucini. Va bene, alla prossima, ciao, grazie. C'entro anch'io.